Preferisce il vino rosso o il vino bianco? Preferisce i vini leggeri e freschi? Allora le consiglio un vino bianco, magari questo. Le posso suggerire questo vino bianco? Prego. Abbiamo diversi tipi di vino. Può scegliere tra vino bianco secco, fermo leggero, fermo strutturato, spumante o passito. Vuole cominciare con un bianco? Un'ottima scelta per aprire il menù. Le posso offrire anche una via di mezzo. In questo caso suggerisco un rosé, il vino rosato. Le posso versare un altro bicchiere di vino rosso? Offriamo diversi tipi di vini rossi: spumante, secco, fermo leggero, fermo medio, fermo strutturato. Lei quale preferisce? Posso suggerirle di cominciare prima con questo vino giovane e poi di passare a quelli maturi o invecchiati. Nessuna teoria vale quanto la pratica per quello che riguarda gli abbinamenti cibo e vini. Vuole provare? Le posso suggerire un abbinamento? Se si chiede quale vino abbinare a questo piatto, vediamo. Con l'antipasto le suggerisco questo vino e con degli affittati si abbina perfettamente questo vino rosso fermo leggero. Con il primo che ha scelto le suggerisco questo vino. Con il risotto ai frutti di mare si abbina questo bianco fermo leggero, oppure questo strutturato. Con i piatti di carne le posso offrire il nettare dentro questa bottiglia. Le suggerisco un rosso strutturato oppure un rosso fermo medio. Con questo piatto a base di pesce le suggerisco questo vino di ottima annata. Con questo brodetto di pesce le suggerisco di provare questo rosé. Dipende un po' dai gusti e dal tipo di formaggio. Con questi stagionati le posso offrire un ottimo vino rosso strutturato. Vuole provare il dolce della casa? Abbinato a questo vino dolce ne risalta il gusto e mi creda, non se ne pentirà. Ogni vino il suo bicchiere. Le porto subito un altro bicchiere. Ecco a lei, signora. Ecco a lei, signore. Per finire, facciamo un brindisi. Brindiamo alla salute.